Buonasera, buonasera a tutte e a tutti, benvenuti a questo ultimo appuntamento con i focus del lunedì e i fatti della settimana commentati da un grande giornalista. Abbiamo iniziato poco più di un mese fa con Imman Sabbah, corrispondente RAI da Parigi, abbiamo poi avuto Antonio Di Bella, corrispondente RAI da New York, Monica Maggioni, che allora era giornalista RAI e che poi pochi giorni dopo è stata nominata direttrice del TG1. Settimana scorsa noi abbiamo avuto Massimo Giannini, che è il direttore della Stampa di Torino. Siamo felicissimi, davvero molto contenti che abbia accettato di partecipare al Focus con noi Claudio Cerasa. Ben arrivato. Grazie a voi dell'invito. Ecco, vedete dalla foto, dal fotogramma vedete che finalmente abbiamo un direttore giovane, perché Claudio Cerasa, pensate che in realtà lui era al Foglio, il Foglio è stato fondato da Giuliano Ferrara, lo sappiamo, era il 30 gennaio del 1996, Claudio Cerasa approda al Foglio nel 2005 e 10 anni dopo, nel 2015, diventa direttore. È autore di diversi libri pubblicati anche da Rizzoli, l'ultimo è Abbassi Tolleranti, pubblicato 3 anni fa da Rizzoli. È reduce dal quinto Festival dell'Ottimismo che ha riunito a Palazzo Vecchio a Firenze molti protagonisti della politica italiana e non solo. Un festival che è organizzato dal Foglio. Sono davvero molto contento che abbia accettato l'invito. Con me stasera c'è Martino Rovetta, cui cedo la parola. Martino, grazie, e anche l'occasione per dire grazie a Martino, perché molto di quello che è stato fatto è stato reso possibile grazie anche alla sua paziente, generosa e intelligente collaborazione. Martino, quindi tocca a te. Buonasera a tutti e a tutte, buonasera a Claudio Cerasa. Entro subito nel vivo dell'attualità dell'ultima settimana. Una notizia di primo piano sicuramente è l'introduzione del Super Green Pass, una misura che prevede la riduzione della validità del Green Pass da 12 a 9 mesi e estende di fatto l'obbligo vaccinale ad altri campi, i trasporti, gli alberghi, gli spogliatoi. A proposito di queste misure e delle diverse reazioni politiche, il dottor Cerasa ha scritto un bel editoriale sul Foglio di venerdì in cui prende posizione su quella che è la posizione di Salvini, che tradizionalmente si è opposto di solito alle restrizioni e che di fronte a questa nuova restrizione invece ha approvato e ha appoggiato completamente il governo Draghi. Nell'editoriale appunto di venerdì Claudio Cerasa metteva in luce una condizione anche generale della leadership di Salvini, che è quella appunto dell'incoerenza come unica garanzia di affidabilità. La domanda è questa: volevo chiederle come vede lei in questi ultimi mesi il centrodestra e qual è la voce, se c'è, della destra liberale ed europeista in Italia. Il centrodestra in questo momento si trova ad affrontare delle costanti e quotidiane microfratture più o meno grandi, c'è difficoltà a identificare qual è il vero leader del centrodestra e i 3 partiti che fanno parte della coalizione, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, si trovano su 3 posizioni differenti più o meno ogni giorno. Il tema dunque è in che modo il centrodestra riuscirà a trovare una sua unità, finora non c'è mai riuscito. Credo che il test possa essere certamente quello della Presidenza della Repubblica. A quell'appuntamento il centrodestra potrebbe arrivare unito e sostenere e lanciare un candidato. Quanto al leader del centrodestra più europeo, credo che in questo momento ci sia un gioco degli specchi tra Giorgetti, che è ministro dello sviluppo, e Federica, che è il governatore del Friuli Venezia Giulia, ma anche il presidente della conferenza Stato-Regioni, e su quel filone, su quel fronte credo che stia emergendo
un'altra destra possibile, che è quella più europeista, più distante dalle posizioni oltranziste e da quelle estremiste, da quelle dei Novax, da quelle dei No Green Pass. Ha accennato brevemente alla corsa al Colle, che è sicuramente un argomento molto chiacchierato a livello mediatico. Qualcuno, come Giorgia Meloni, ha proposto delle elezioni anticipate. Lei come vede una possibile presidenza di Mario Draghi al Quirinale? Ma penso sia la scelta giusta e credo che sia per certi versi anche inevitabile che si vada verso quella direzione, non soltanto per la forza, per la competenza e per la incredibile e fortissima reputazione che ha Mario Draghi, ma anche perché credo che sia difficile trovare un candidato così trasversale come Draghi, dato che questo Parlamento potrà eleggere un Presidente della Repubblica soltanto a condizione che vi sia una maggioranza molto allargata, perché né il centrodestra né il centrosinistra sono autosufficienti al netto dei franchi tiratori per poter eleggere un nuovo capo dello Stato, e penso che alla fine si andrà verosimilmente in quella direzione o comunque si partirà da quel tipo di proposta. Poi non sappiamo cosa succederà naturalmente, però questo è quello che io credo che accadrà ed è anche quello che spero, perché il calcolo che fa qualcuno, cioè che Mario Draghi dovrebbe restare per 20 anni a Palazzo Chigi, è un calcolo, diciamo così, romantico, interessante, ma del tutto astratto dalla realtà, perché evidentemente il prossimo anno Draghi avrà, se dovesse rimanere a Palazzo Chigi, avrà certamente delle difficoltà, perché rimarrebbe ostaggio dei partiti e evidentemente dopo le prossime elezioni non sarà semplicissimo eventualmente mantenerlo lì a Palazzo Chigi, perché le forze politiche potrebbero anche avere degli equilibri non compatibili con la premiership di Draghi. Ritornando all'ambito vaccinale, il Foglio qualche settimana fa ha messo in luce un dato interessante riguardo alla vaccinazione dei giovani, presentando alcuni dati lampanti. Secondo appunto questi dati sono 79 su 100 i ragazzi tra i 18 e i 24 anni che si sono vaccinati, più della Francia, più della Spagna, più della Svezia, più della Finlandia, più della Danimarca. Chiaramente sappiamo che la galassia Novax è una galassia frammentata, non sempre ascrivibile a dei partiti politici. Il rischio che c'è oggi nella frattura, di una frattura sociale dentro il paese, non è anche il rischio di una frattura generazionale? Ma credo che non ci sia questa frattura generazionale, perché in tutte le categorie in Italia, in tutte le fasce d'età, la vaccinazione è avvenuta a livelli molto molto alti. Credo che piuttosto la frattura sia all'interno di quei partiti che cercano di speculare sul complottismo, sui dubbi e sulle paure, e che giorno dopo giorno si ritrovano con elettori che contestano la linea dei partiti più estremisti e più nazionalisti proprio sulla questione dei vaccini, perché se l'Italia ha circa l'88% di vaccinabili vaccinati, significa molto semplicemente che anche una buona parte degli elettori di Lega e di Fratelli d'Italia ha scelto senza troppe titubanze di vaccinarsi, e evidentemente il fronte Novax è un fronte molto 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 piccolo e credo sia entrato anche in sofferenza con la leadership della destra. Un altro grande fatto di attualità è che venerdì è stato siglato un accordo storico. Dopo diversi anni di conflitti anche diplomatici tra Italia e Francia, appunto c'è stato un patto, è stato siglato un patto di cooperazione e di amicizia sociale tra questi due paesi. Volevo chiedere, questo accordo storico quali conseguenze potrà avere sugli equilibri geopolitici europei? E sappiamo sempre, in secondo luogo, che tra le carte firmate e l'azione a volte esiste un distacco. Può essere davvero il sintomo di un reale cambiamento? Ma in questo momento ci sono tanti cambiamenti in corso nella politica internazionale e nella politica europea, e credo che però
la questione principale sia una, e sia il trattato del Quirinale, ed è un trattato che permette all'Italia di costruire una collaborazione forte, radicata con la Francia, non soltanto fatta di prassi, ma anche di forma, e credo che sia una chiusura del cerchio, perché in questo modo i partiti un tempo populisti si ritrovano a sostenere una strategia di integrazione europea che invece è distante anni luce dalle ideologie nazionaliste. Un tempo si pensava che per essere più forti occorreva essere maggiormente autonomi, oggi invece si pensa che per essere più forti è necessario essere integrati. Questa è una rivoluzione copernicana che ha a che fare naturalmente con il trattato del Quirinale, ma ha a che fare anche con lo strumento col modello del recovery plan, perché quella è stata una scelta voluta anche dai partiti un tempo sovranisti, che ha portato l'Italia ad entrare in un modo irreversibile all'interno di un progetto di integrazione europea dal quale non si può uscire. Chiaro, chiaro. Ma una domanda che si fanno in tanti, che dire, la forza di Draghi è innegabile, ma sul panorama italiano e sul panorama pubblico anche europeo, internazionale. Molti si chiedono se la forza di Draghi non renda però evidente il limite della politica italiana, il limite dei partiti italiani. Io penso che ci sia questo aspetto senz'altro, ma è anche vero che i partiti si stanno, per così dire, rigenerando grazie a Draghi. È successo che negli ultimi mesi sono cambiate o le linee dei partiti o addirittura le leadership dei partiti. Pensate al fatto che prima di Draghi non vi era Conte come leader dei 5 Stelle, ora c'è. Prima di Draghi c'era, in qualche modo c'era Zingaretti, e poi è arrivato Letta, e la Lega era un partito antieuropeista, adesso è un po' meno antieuropeista. Sono cambiate molte cose oggettivamente, e credo che Draghi rappresenti non la certificazione di un fallimento dei partiti, ma la maturità di diversi partiti che, per questioni diciamo diverse, di opportunismo a volte o anche di crescita individuale, sono arrivati a sostenere un governo di buonsenso. Penso che questo sia una buona notizia, non una cattiva notizia, per chiunque osserva la politica con interesse e con passione. Chiaro. Martino prima le ha posto la domanda sulla destra, ma dal suo punto di vista qual è lo stato di salute della sinistra, del centro-sinistra italiano? Ma la sinistra vive in qualche modo di rendita grazie agli errori insistenti e quotidiani della destra, e grazie al fatto che in questa stagione diciamo, dire delle cose normali sembra qualcosa di rivoluzionario all'interno del panorama politico. La sinistra, intesa come coalizione che in qualche modo si poggia sulle spalle del Partito Democratico, è una sinistra che ha la possibilità e anche la capacità di mettere insieme alcune questioni di razionalità, che sono niente titubanza sull'Europa, niente titubanza sui vaccini, niente titubanza sul Green Pass, niente titubanza su alcune questioni che riguardano le riforme strutturali, ed è allineata in maniera significativa con l'agenda del governo, forse più della destra su alcune cose. Viceversa però manca l'elemento in più, l'elemento che dovrebbe far capire qual è l'identità della sinistra a prescindere dalla sua contrapposizione con i nemici di destra, e quindi questo è un po' il tema che andrà affrontato nei prossimi mesi. E appunto su questo le volevo chiedere, senza andare a quel classico saggio di Norberto Bobbio, ma lei oggi dove trova, a parte il buonsenso, la faglia necessaria, ma anche per quanto sia possibile oggi sostenere ideologicamente possibile tra destra e sinistra, dove la trova? Ma la faglia credo che sia ancora sulle questioni dei diritti e anche dei doveri. Le faglie sono
su una differenza che esiste ancora su quel fronte lì, su come si crea ricchezza e su come si distribuisce la ricchezza, e poi c'è una faglia che invece è trasversale, che attraversa i partiti, che è quella del rapporto con l'Europa. E io credo che oggi sia questa la vera divisione importante: in che modo ci si rapporta all'Europa, in che modo si osserva l'Europa come un alleato e non come un nemico. La vera faglia che oggi divide la politica credo che sia questa. Quindi lei dice sul tema sostanzialmente appunto dell'iniquità e della distribuzione. Vedo che a volte il Foglio su tutto il tema migratorio è abbastanza critico. Qual è la vostra posizione appunto su quella che un tempo era emergenza, ma se non lo è adesso lo sarà dopodomani, di questo assetto geopolitico che scompiglia confini e perimetri e fa sì che molte persone poi prendano la via dell'Europa? Ma io penso che le questioni siano due: come si governa il Mediterraneo e come si governa, anzi tre: come governare il Mediterraneo, come aiutare a portare delle soluzioni e anche degli aiuti veri da dove partono i migranti, e come poi ridistribuire chi arriva in Europa. Senza questi tre fronti non si riesce a fare una strategia vera. L'illusione di fare tutto da soli è un'illusione, per l'appunto. L'illusione che si possa alzare un muro è un qualcosa di particolarmente pericoloso, non solo dal punto di vista umanitario, ma anche perché chi vuole alzare i muri sta soltanto cercando di non risolvere un problema. E la terza questione, e questo è l'elemento che manca, che è la redistribuzione e la solidarietà in Europa dovrebbe essere qualcosa di non soltanto volontario, ma di obbligatorio. È abbastanza incredibile che ancora siamo a questo livello, che la redistribuzione avvenga su base volontaria, sulla base della buona volontà dei paesi, e non su base invece di accordi concreti e vincolanti. Chiaro. Permetta una domanda: qual è lo spazio del Foglio nel panorama giornalistico italiano? È uno spazio del tutto trasversale, e credo che sia uno spazio unico, perché il Foglio è un giornale che punta non soltanto a informare ma anche a formare, ed è un giornale che cerca di essere imprevedibile, ma avendo a cuore alcune questioni per noi non negoziabili, che sono la cultura della vita, sono l'Europa, sono l'amore per Israele, sono l'insofferenza per il politicamente corretto, il garantismo, l'atlantismo. Queste sono le grandi faglie intorno alle quali discutiamo, e sul resto discutiamo in maniera sempre aperta, ma spesso troviamo anche dei modi nuovi per affrontare le questioni più importanti. E permetta un'ultima domanda. L'Italia è dominata, che dire, da una cultura gerontocratica, per cui bisogna avere almeno 70 anni per ambire a posti di rilievo nella politica, nella cultura e nel giornalismo. Lei a 33 anni è stato nominato direttore del Foglio, vero? C'è quindi qualcosa che noi delle ACLI, a cui siamo molto sensibili a questi temi, colpisce molto. È stato un gesto di coraggio anche, no? Da parte del giornale, del fondatore e del direttore che l'ha preceduto. Ma il Foglio è un'oasi all'interno del panorama mediatico italiano, non soltanto perché, a parte me, ma tutta la redazione, diciamo, ha un'età anagrafica difficilmente riscontrabile in altre realtà. Ma devo dire che la questione non è tanto l'età. Sì, certo, l'età è ovviamente un elemento che fa notizia, che impressiona, perché sono diventato direttore addirittura a 32 anni, in un'età in cui nei grandi giornali è difficile avere addirittura dello spazio per poter fare delle cose in autonomia. Il punto è il modo in cui cerchiamo di ragionare, e cerchiamo di farlo in un modo non giovanilistico, ma in un modo innovativo, cercando di guardare il futuro come fanno i giovani, con speranza e con ottimismo. Per questo poi
da quando faccio il direttore ho scelto di fare ogni anno un festival dell'ottimismo, perché mi sembra che sia importante costruire un'identità di un giornale attraverso anche questo elemento. Essere ottimisti non significa voler guardare per forza solo ciò che va bene senza trascurare ciò che va male, ma significa avere la fiducia che anche in una situazione di difficoltà come quella che stiamo attraversando ci possano essere delle straordinarie opportunità di crescita per tutti. E l'idea più forte emersa a Firenze nei giorni scorsi qual è stata? Responsabilità. La parola più forte è responsabilità, oltre che ottimismo naturalmente, ma questa è una fase di responsabilità in cui le stupidaggini non hanno cittadinanza e in cui il buonsenso su scelte politiche e sanitarie tende a prevalere anche laddove non te l'aspetti e questo è l'elemento forte ed è un collante importante che mi auguro possa valere anche nel momento in cui si andrà a scegliere il prossimo Presidente della Repubblica. Grazie. Grazie mille. Dottor Cerasa, rientro sull'asse diciamo biografico. Da qualche tempo lei sta curando sul Foglio un podcast che si chiama Come il calcio spiega il mondo, in cui cerca di rileggere la realtà a partire dal mondo del calcio. Da che cosa nasce questo progetto e perché proprio a partire da questo mondo? Il progetto nasce dalla lettura di un libro di qualche anno fa di Franklin Foer che si chiama Come il calcio spiega il mondo e nasce e si sviluppa poi a cavallo con gli europei, durante i quali con il Foglio abbiamo cercato di raccontare alcuni dettagli dell'appuntamento fortunato per l'Italia per provare a spiegare il mondo in che modo stava cambiando e alla fine poi abbiamo deciso di fare questo podcast di 6 puntate che esce ogni martedì e ci sono ancora 2 puntate che devono uscire per provare a spiegare temi complessi come la democrazia, come il futuro dei diritti delle donne, come il Bitcoin, come le difficoltà che ha Israele con i suoi vicini di casa, come il moralismo e l'antimoralismo, che equilibrio può esistere nel mondo. Insomma, il calcio è lo sport più popolare d'Italia e attraverso lo sport più popolare d'Italia abbiamo cercato di spiegare delle questioni più difficili e speriamo di esserci riusciti. In un osservatorio appunto così complesso come è il calcio, anche a livello finanziario, qual è il fil rouge che lega tutte le questioni che trattate? Ma il fil rouge è sempre lo stesso, è quello di provare a offrire una narrazione non moralistica, una narrazione che possa valorizzare alcuni principi della democrazia, una narrazione che possa aiutare a capire dove si nascondono i nemici della libertà e una narrazione che possa permettere anche di capire in che modo anche nel più piccoli dettagli della nostra vita ci può essere qualcosa che ci aiuta a spiegare il mondo. Grazie mille a Claudio Cerasa, grazie mille a tutti coloro che ci stanno seguendo. Questo appunto, come detto da Daniele, è l'ultimo focus. Noi ci auguriamo di ritrovarvi anche l'anno prossimo nel 2022. Grazie a voi. Siamo arrivati anche quest'anno alla fine di molte fedi. Vi ricordate? Siamo partiti l'8 settembre scorso con il dialogo a Sant'Agostino tra il gesuita Gaël Giraud e Carlin Petrini. La sera dopo l'intervento di David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, in dialogo con Nando Pagnoncelli. E il 10 settembre Alessandro D'Avegna nel nostro splendido Teatro Donizetti, da poco tempo restaurato. Da allora sono passati 100 giorni e abbiamo avuto più di 80 appuntamenti, metà in presenza e metà in streaming, quasi tutti trasmessi online. Una formula mista che è stata impegnativa anche per il mutare delle situazioni legate alla pandemia. Eppure ce l'abbiamo fatta. Ve lo dobbiamo dire, siamo contentissimi e orgogliosi. Orgogliosi non solo e non tanto delle moltissime presenze e delle 200.000 persone che ci hanno seguito online, ma soprattutto della qualità delle proposte.
Quasi tutti gli incontri sono stati di grande qualità e spessore. Ce l'avete testimoniato voi scrivendoci subito dopo o in diretta o il giorno successivo. E ce l'avete, guardate, qua è Gilles Kepel da Parigi in dialogo con Oliviero Bergamini, o Leonardo Boff da Petropolis, dal Brasile, Edith Bruck da Roma, ma anche in presenza la Lectio Magistralis e il saluto commosso a molte fedi da parte del Cardinal Ravasi. La serata memorabile con Cristina Cattaneo, a cui abbiamo dedicato il premio Costruttori di Ponti 2021. L'incontro con Henry De Luca a parlare di Bibbia e insieme, vedete, con Gianrico Carofiglio che ha incontrato i sottoscrittori delle carte, ma anche abbiamo avuto Gad Lerner, vedete qua in dialogo con Lara e Martino, e Paolo Cognetti nella sua baita in Val d'Aosta, e poi abbiamo avuto Fabrizio Barca, Stefano Mancuso, lo vediamo bene, e Massimo Recalcati. Quella serata intensissima con Agnese Moro e Adriana Faranda, la serata con Giovanni Bachelet e Rosy Bindi, e che anche qua a parlare di giustizia riparativa, con Don Giovanni Nicolini e Pierluigi Castagnetti. Abbiamo avuto, se vi ricordate, anche il teatro con Lella Costa, Davide Enia e Lucilla Giagnoni. La poesia con Mariangela Guartieri, il ricordo di Mario Giudici, il nostro amico pittore fornaio, fatto da Massimo Cacciari, e le serate con Mario Calabresi e Monica Bulai, insieme organizzate con Fotografica. I focus del lunedì, il percorso seguitissimo con Don Davide Rota, le visite guidate online, molto belle, e il cinema con gli amici del Lab 80. Abbiamo avviato per la prima volta corsi di introduzione all'ebraismo, all'Islam, vedete qua Claudia Milani che ha curato le 4 sere sull'ebraismo, all'Islam, vedete Padre Ignazio, e al buddismo. E un corso molto seguito per docenti delle diverse scuole. Nel frattempo, in molti territori di Bergamo e non solo, sono partiti di nuovo i circoli di resistenza, piccoli gruppi di discussione attorno al libro dell'anno. Nel cantiere dell'educare, vediamo la copertina, scritto appositamente per noi da Don Armando Matteo e Chiara Giaccardi. E poi i percorsi nei territori, in Valimagna, a Sarnico, a Romano di Lombardia, a Trezzo e nel prossimo gennaio anche a Castelrozzone, Lurano, Arcene, Treviglio. Voi potete rivedere tutti i singoli appuntamenti entrando nel sito di Montefedi e che potete vedere adesso in sovraimpressione. Ora siamo veramente alla fine. A me non resta che ringraziare in modo particolare chi ha deciso anche quest'anno, e sono stati tantissimi, di sostenere Montefedi attraverso la sottoscrizione della carta. Un gesto che ci ha davvero molto gratificato, è stato di grande aiuto. Senza non avremmo potuto farcela. Ed è stato un gesto e un commovente atto di fiducia. Grazie ai relatori di questa edizione. Hanno subito accettato e hanno partecipato con convinzione. Molti erano amici della prima ora, molti altri sono state persone che abbiamo incontrato e con cui speriamo di avviare poi proficue e feconde collaborazioni. Grazie ai molti volontari che hanno reso possibile l'allestimento di questa edizione 2021. Grazie in particolare a Martino, grazie a Giuditta, grazie ad Anna, che hanno sostenuto le maggiori fatiche. Grazie infine all'Eco di Bergamo, con cui noi abbiamo rinnovato la collaborazione, alla sapienza, alla bravura, alla competenza degli operatori di Bergamo TV, con cui spesso abbiamo lavorato per la trasmissione online di molte nostre serate. E entrate nel sito di Montefedi, iscrivetevi dal sito alla newsletter. Abbiamo, vedete ancora qua in sovraimpressione, il nostro sito www.moltefedi.it. A gennaio abbiamo in cantiere 2 sorprese che credo vi
vi piaceranno molto, molto diverse tra loro, ma di grande qualità e spessore, come cerchiamo sempre di fare. Perché ci ostiniamo a organizzare molte fedi? Una domanda che ci pongono a volte. In fondo questa è finita, trascorsa, stata la 14ª edizione, perché noi pensiamo servano bussole per decifrare questo mondo. Vedete, noi siamo ostinatamente convinti che la cultura non sia il passatempo, ma la capacità di capire il tempo. Non passatempo, ma capacità di capire il tempo. E il tempo presente va continuamente decifrato, interpretato, compreso. E ecco, per noi molte fedi vuole essere una bussola che indica alla comunità bergamasca dove sarebbe bello camminare. Lo ha detto bene il presidente Mattarella nel suo inaspettato e graditissimo saluto che ha voluto indirizzarci. Ci ha scritto così: come suggerisce il titolo che avete scelto per questo 2021, dobbiamo riuscire insieme a dire noi, respingendo le tentazioni di chiusure egoistiche e sfuggendo l'illusione che basti alzare una barriera per salvare se stessi. Pensare il noi, ci ha scritto il presidente Mattarella, progettare per il noi e non limitarsi a un io separato. È la condizione per divenire davvero costruttori del proprio futuro. Grazie dunque anche al presidente Mattarella che ci ha onorato della visita del 2019 e che quest'anno ha indirizzato questo saluto. Prima di chiudere, permettete davvero un saluto speciale che vogliamo riservare a colui al quale abbiamo dedicato questa edizione 2021. Il saluto speciale lo vedete per Patrick George Zaki, l'attivista e ricercatore che si trova rinchiuso da 22 mesi nelle carceri egiziane in detenzione preventiva. Patrick, che ha l'età dei nostri figli, ha compiuto 30 anni lo scorso giugno, è stato picchiato, sottoposto a elettroshock, minacciato e interrogato in merito al suo lavoro e al suo attivismo. Per i suoi legali egli mostra sul corpo segni visibili delle violenze subite. Patrick rischia fino a 25 anni di carcere per 10 post di un account Facebook che la sua difesa considera falsa, ma che ha consentito questo alla magistratura egiziana di formulare pesanti accuse di incitamento alla protesta e istigazione a crimini terroristici. La prossima udienza per decidere del suo futuro è prevista il 7 dicembre, tra una decina di giorni. E nel frattempo cosa è successo? È successo che durante l'arresto di Patrick e il continuo paludamento dell'inchiesta su Giulio Regeni, il governo italiano ha firmato un nuovo accordo con l'Egitto, che se confermato sarebbe la più grande commessa di armi ottenuta dall'Italia dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e la più importante mai conclusa dal paese governato da Al-Sisi. Secondo un sito di approfondimento arabo indipendente, per le sue dimensioni la vendita cambia radicalmente l'equilibrio delle forze militari nella regione. In un momento in cui, scrive questo sito, le tensioni tra potenze internazionali e regionali nel Mediterraneo sono in aumento. Nelle scorse settimane non sono pochi coloro che sui media hanno sostenuto con convinzione l'idea che un conto sia l'etica, un conto la politica, come se la seconda non possa essere condizionata dalla prima. Da una parte i diritti umani e i valori, dall'altra il business, perché, dicono costoro, se non vendiamo noi, le armi saranno vendute dalla Francia. Una visione, si dice, realista delle relazioni internazionali che in nome della ragion di Stato, degli equilibri geopolitici, sacrifica le persone e i principi. Ma se la politica non traduce valori e principi e non mette al centro le persone, se sacrifica i diritti umani sull'altare della convenienza, che politica è? A Patrick il nostro affetto e la nostra vicinanza. A ciascuno di noi l'impegno a non abbassare l'asticella dell'indignazione, a custodire la passione
per il mondo sempre più grande del nostro recinto, a tenere alta l'attenzione nei confronti di quanti fanno più fatica. Soltanto dicendo noi, che è più grande dell'io, è possibile trovare la nostra umanità, più grande di qualunque differenza. Grazie di nuovo a tutti e, se Dio vorrà, arrivederci a Molte Fedi 2022.